Sai cosa disse Alberto La Marmora, nel suo Voyage in Sardegna del 1839, riguardo le danze tradizionali dell'isola di Sardegna? Egli notò che i sardi hanno diversi tipi di balli, ma il vero ballo nazionale è quello detto del ballo tondo. Sembra a prima vista semplicissimo, ma offre molte difficoltà a chi non lo ha appreso fin dall'infanzia. Le difficoltà consistono non solo nel modo di fare il passo, ma anche in quello di eseguire i diversi tremoli e movimenti del corpo e delle braccia e delle mani in cadenza dall'alto in basso. I tremoli e le scosse cadenzate del corpo e delle braccia, a cui si riferisce il La Marmora, sono comuni alla maggior parte dei balli della Sardegna. È vero, ma si manifestano maggiormente nell'interpretazione del Subaroniesu, così indicato perché è un ballo di pertinenza esclusiva della regione delle Baronie. Esso è noto anche col nome di ballo brincatu, probabilmente perché tra le sue caratteristiche rientra quella di mettere in evidenza l'estro dei migliori ballerini. Inoltre, all'interno della semplicità coreografica del Suballu Tundu, tali movimenti richiamano ai riti di purificazione a sfondo religioso pagano delle culture più antiche. A Siniscola, capoluogo della Alta Baronia, è uno dei balli più apprezzati. È vero, anche se in quel paese si danza con vari tipi di passi, tutti altrettanto tradizionali. Uno di questi è su Passo Anticu, che per le sue caratteristiche di semplicità, raggiunge la sua massima espressione quando è accompagnato dall'armonica a bocca, ma soprattutto dal canto dei tenores. È sicuramente il passo, che ha subito meno trasformazioni nel corso dei secoli, e come indica il nome stesso, è probabilmente il più antico di tutti. Su Ballittu Siniscolesu è invece quel tipo di passo che, nell'ambito del paese di Siniscola, ha gradualmente occupato il posto d'onore, fino a qualche tempo fa occupato da Suballu Anticu. È difficile stabilire le cause di tale cambiamento, possiamo solo dire che Suballittu si presenta più gioioso e privo di remore rispetto a Santiku, quest'ultimo si presenta più serioso, quasi legato ad antichi riti arcaici. Suballu Atrese, ovvero il ballo dei tre inchini, è un passo molto antico, tipico esclusivamente di Siniscola. Si differenzia, per interpretazione e natura, da tutti gli altri passi. Sia per la sua espressione cadenzata, sia per la presenza all'interno del passo di tre inchini, inseriti a comando. Esso si presenta molto serioso e poco spettacolare, quasi fosse parte di un antico rituale, di cui però non conosciamo l'origine. Sa danza è un ballo festoso che, a Siniscola, si eseguiva solo in particolari momenti di allegria all'interno della comunità. La sua interpretazione però mette in risalto una forte contraddizione, da una parte l'antichità del passo stesso, il cui nome originario era Sudillu. Questo termine, che deriva dalla parola dinlezzu, e significa zimbello, irrisione, scherno. E dall'altra il modo stesso di interpretarlo. Il fatto che le coppie dei danzatori si tengano per mano a ballo aperto, dando vita ad una frenetica danza, conferma una serie di alterazioni che, nel corso dei secoli, hanno portato prima ad un mutamento nel significato interpretativo, ed in seguito alla modifica del nome stesso di questo passo. Detto questo, invitiamo tutti coloro che volessero avere maggiori informazioni sulle danze tradizionali della Sardegna, a visitare il sito internet del gruppo folk di Siniscola al seguente indirizzo www.folkeonepiù.it. Oppure a collegarsi al canale Gespe Terranza sul sito youtube.com. Qualora lo desideriate, incontriamoci a Siniscola. A presto e a Norvider Sanos.